Buongiorno a tutte e a tutti, siamo in diretta sul canale social del Consiglio regionale per presentare oggi un appuntamento davvero speciale. 700 anni, come si può ben vedere, della fiera di Santa Caterina di Barbarano Mossano. Qui accanto a me c'è il sindaco Cristiano Pretto e poi saluteremo anche l'assessore alla cultura Michela Nardon, c'è anche l'assessore alle politiche sociali Giacomo Mecenero e qui oggi assieme a me anche il consigliere Stefano Giacomin, consigliere vicentino che ha voluto essere presente, quindi davvero un momento importante. Ci corre l'obbligo da subito di salutare qualcuno che siamo certi starà seguendo da casa, il coordinatore del comitato Fiera per i 700 anni appunto della Fiera di Santa Caterina, Fabio Dalmaso, che purtroppo è ammalato ma che ci teniamo a salutare davvero fin da subito perché come il sindaco mi ha raccontato il suo apporto insieme a quello dei tantissimi volontari e volontarie che animano questo momento è fondamentale. Dicevamo un appuntamento importante, 700 anni, le radici in epoca medievale, 700 anni che, come dire, poteva resistere 700 anni soltanto una fiera che portava il nome di una santa, di una donna di grande valore e di grande tenacia come Santa Caterina d'Alessandria, la quale sappiamo essere una figura di grandi sfaccettature che ricorre spesso anche nei momenti di festa, viene, come dire, non solo nominata spesso, ma rappresenta anche un po' una protezione per questo evento così importante. Santa Caterina, che sappiamo essere figura centrale anche nel cristianesimo per aver, come dire, rifiutato di disconoscere la sua fede e di sposare un imperatore. La cito e ne spiego brevemente anche la storia perché la fiera di Santa Caterina si tiene il 24 e il 25 novembre e come sappiamo il 25 novembre è la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Siamo reduci ieri da un importante consiglio regionale che all'unanimità ha sostenuto la nascita dell'osservatorio regionale proprio per combattere questo fenomeno e dunque avere una figura di riferimento così a protezione e a sostegno di una fiera così lunga nel tempo è davvero significativo e simbolico. Una fiera che davvero rappresenta un elemento identitario per la comunità di Barbarano Mossano e poi lo sentiremo dal sindaco nel dettaglio, nella quale si può trovare un po' di tutto, è un momento di gioia, di festa, ma anche di presentazione e diciamo condivisione dei prodotti tipici del territorio, dell'agricoltura, i prodotti quali il mandorlato, abbiamo momenti nei quali ad esempio la Proloco offre il tradizionale piatto delle trippe e la gestione degli stand gastronomici, dei parcheggi, tutta una comunità che attorno a questo evento davvero si ritrova. Le mostre organizzate a Palazzo dei Canonici, quindi insomma davvero una fiera non solo imperdibile ma che rappresenta un elemento di continuità con un passato che torna nel modo migliore, cioè quello del rappresentare la propria identità e i prodotti più importanti. La fiera vede anche la presenza di tantissime attività di intrattenimento che poi cambiano negli anni, il sindaco ci racconterà quelli di quest'anno dedicati ai più piccoli ma anche un po' agli adulti e i fuochi d'artificio immancabili. È un giorno importante, lo dicevamo, il 25. La fiera serve anche come momento di riflessione, di sensibilizzazione della tematica di cui abbiamo parlato prima, ma rappresenta anche il luogo in cui la comunità si ritrova. Quindi davvero grazie al sindaco, all'amministrazione comunale di Barbarano Mossano per aver voluto essere qui oggi nelle sale del Consiglio regionale a presentare quella che è la storia, il presente e sappiamo essere anche il futuro di questa bellissima comunità che è davvero un luogo magico nei berici del nostro territorio vicentino. Prego sindaco. Grazie anche da parte mia, grazie alla consigliera Chiara Lisetto e al qui presente Stefano Giacomin. Grazie perché veramente ci date l'occasione in questo prestigioso luogo di promuovere questo storico per noi evento, Fiera di Santa Caterina,
credo sia, anzi ne sono certo, è una delle fiere più antiche del Veneto, nata, come anticipava la consigliera Luisetto, nel Medioevo, e poi nata inizialmente all'11 di novembre, in realtà poi posticipata dalla Repubblica Serenissima di 14 giorni, quindi al 25 di novembre. Era una fiera nata inizialmente, una fiera agricola, prettamente agricola, che promuoveva i prodotti, ma era uno scambio commerciale dei prodotti dell'epoca, quindi degli animali, delle attrezzature agricole, per quello che ovviamente ci è dato sapere dalla storia e da quello che i nostri avi ci hanno tramandato. Quest'anno abbiamo deciso come amministrazione comunale e anche con tutto lo staff organizzativo dell'evento di anticiparla anche alla domenica 24, e quindi sarà questo l'abbiamo fatto proprio in occasione dei 700 anni. Sarà una festa particolarmente intensa e intrisa di iniziative. Poi lascerò la parola all'assessore Nardon che le illustrerà magari nel dettaglio, però ecco un momento importante per noi barbaranesi in realtà, perché rappresenta veramente, io la ricordo fin da bambino, rappresenta veramente una giornata di grande festa. Essere qui, come anticipavo, con voi è un'occasione importante per una promozione dignitosa di questo evento. A noi piace veramente definirlo così, perché è la nostra festa, è la festa della nostra terra e dell'area iberica in generale, perché è conosciuta veramente in tutta l'area iberica, perché era un momento importante per tutti quanti, per tutto il mondo agricolo di Barbarano, di Mossano, ma dell'intera area iberica. Detto questo, ci siamo, abbiamo lavorato molto in queste settimane, in questi mesi, e io voglio ringraziare tutti coloro che veramente si sono impegnati in questa organizzazione, in particolare, come anticipava Chiara Luisetto, a Fabio Dalmaso, che non è con noi oggi perché povero si è ammalato in questi giorni, ma noi necessariamente, credo ci stia seguendo, necessariamente lo vogliamo presente domenica in fiera, perché contiamo veramente tanto su di lui, e lui è una figura importantissima, vorrei dire strategica, per la buona riuscita dell'evento. Il tempo, che è sempre il padrone di casa, ci dicono che dovrebbe essere clemente, quindi la festa dovrebbe ben riuscire, e pertanto però ne siamo felici ed orgogliosi. 700 anni è una data importante, importantissima, come dicevo, una delle fiere più antiche del Veneto, credo la quinta dalle ricerche che abbiamo fatto, per cui felici veramente di promuovere questo evento. Adesso le iniziative sono tante, come anticipava la consigliera Luisetto, lascio magari la parola all'assessore alla cultura del comune, perché lei illustrerà veramente quali sono le tante iniziative. Grazie ancora dell'opportunità, felicissimi e orgogliosi di essere qui con voi a promuovere questo evento. Grazie davvero al sindaco. Altra grande protagonista di questo momento di festa sarà l'assessore Michela Nardon, che immagino abbia lavorato e stia lavorando molto assieme al sindaco e ai volontari per costruire al meglio questo appuntamento. Lascio davvero a lei la parola, con piacere. Grazie molti a voi. Sì, devo dire che il lavoro dura già da un anno a questa parte, perché preparare i 700 anni di Fiera di Santa Caterina, oltre ad essere un grande onore per noi come amministrazione, è stato anche un grande lavoro di squadra soprattutto, e questo secondo me è la chiave che ha fatto giungere la Fiera di Santa Caterina a compiere 700 anni, quindi la grande capacità di gestirla, di monitorarla e di seguire anche i cambiamenti che ci sono stati nel corso di 7 secoli lunghissimi. Anche solo negli ultimi 10-15 anni a sua volta la fiera ha subito le sue modifiche. Infatti quest'anno, per arrivare all'edizione numero 700, i visitatori avranno 3 grandi novità. La prima è che la fiera si raddoppia, quindi non c'è più la Fiera di Santa Caterina nella data del 25, ma anche la domenica vedrà le vie del paese ricche di bancarelle.
Le vie che saranno modificate nella sua viabilità, diciamo, e quindi un lungo viale vi accoglierà di banchi fino alle porte del paese per arrivare in Piazza Roma e coinvolgere anche l'area gestita dalla Procolli Iberici, che è un'altra associazione assieme alle altre Proloco del comune di Ponte di Barbarano e di Mossano, con le quali collaboriamo per l'ottima riuscita dell'evento. E poi quest'anno un avviso appunto ai visitatori che da anni magari sono abituati a venire in fiera: non avremo i bus di collegamento, ma abbiamo creato un'ampia area parcheggi proprio alle porte del paese. Ed è fin da lì che troveremo la prima attività di questa fiera, la quale ha voluto come obiettivo quello di accogliere i visitatori in quelle che erano le origini della fiera medievali vere e proprie. E quindi tamburi e banditore vi daranno il benvenuto, diciamo, in tema medievale per accogliervi nei 2 giorni di fiera. I contenuti medievali poi li ritroveremo durante le 2 giornate, sia domenica con gli sbandieratori di Montagnana e lunedì con i musici medievali, itineranti durante tutto l'arco della giornata, per poi trovare le Lame del Conte, che allestiranno un mercato medievale vero e proprio in Piazza Roma, che lo vediamo anche qui nella slide, e quindi ci faranno ambientare in quelle che furono le origini della fiera di Santa Caterina. Qui trovate esposto il quadro di Caravaggio di Santa Caterina, perché ci richiama il fatto che a Palazzo Canonici abbiamo cercato di allestire, anzi abbiamo allestito una mostra vera e propria che ci riporta alle origini della fiera, quindi con l'esposizione di foto antiche piuttosto che di vecchie mappe e manifesti storici della fiera, e avremo anche dei falsi d'autore che ci ricordano un po' l'importante storia vissuta da Santa Caterina, come già ci accennava poco fa. Anticipiamo un attimo il viaggio della fiera, perché quest'anno, ci tengo a sottolineare, 700 anni di fiera di Santa Caterina, ma anche i 700 anni di Marco Polo, che qui a Venezia sicuramente è stato in lungo e in largo onorato e ricordato, e quindi questo viaggio che entrambi, da un lato Marco Polo e dall'altro la fiera, sono riusciti a fare dal Medioevo fino ai giorni nostri. Quindi avremo ospite Beppe Tenti. Ecco. Mentre i nostri festeggiamenti iniziano ufficialmente domenica 24 ore 11 con il taglio del nastro, ma poi vogliamo anche collegare un taglio della torta, quindi un brindisi per coinvolgere il più possibile i visitatori, e termineranno poi lunedì con i fuochi d'artificio alle 17:30. Cos'altro? Abbiamo cercato di coinvolgere tutti, nel senso che troveremo iniziative che saranno dedicate a bambini, famiglie, ma anche giovani adulti. Abbiamo i giochi di un tempo di legno in Piazza Roma, piuttosto che l'area Magic Circus, dove avremo maghi e clown nelle 2 giornate, ma anche musica e DJ, in particolar modo nella domenica, proprio per cercare che la fiera sia una fiera per tutti e di tutti. Secondo me è proprio la chiave che ha portato la fiera di Santa Caterina a compiere questi 700 anni, essere della fiera alla quale è impossibile mancare, perché c'è qualcosa per tutti i gusti. Davvero complimenti all'assessore all'amministrazione comunale. Abbiamo capito che non si può non andare, dobbiamo assolutamente trovare lo spazio per visitare Barbarano Mossano, che durante tutto l'anno è un luogo meraviglioso e in questo momento dell'anno si arricchisce di tutte le cose che ci ha raccontato l'assessora. Approfitto, visto che c'è qui anche il collega Stefano Giacomin, consigliere, per chiedergli un saluto e un augurio magari a questa bellissima iniziativa, a questa fiera, e gli lascio la parola. Grazie Chiara. Intanto ringrazio Chiara Luisetto per il cortesissimo invito e i complimenti al sindaco Pretto e alla sua amministrazione per il lavoro. E consentitemi di fare solo un'osservazione. Mossano e Barbarano pochissimi anni fa sono state oggetto di una fusione. Fusione che vuol dire razionalizzazione amministrativa, e normalmente si teme di perdere le radici. Ecco, questo è un esempio dove le radici vengono messe assieme, per cui io faccio tanti complimenti all'amministrazione e credo che possa essere un buon incipit per il futuro. Grazie mille, è anche veramente un buon esempio anche per le altre comunità di coraggio e di determinazione, quella con cui Barbarano Mossano ha lavorato in questi anni.
Quindi nel ringraziare ancora una volta il sindaco, gli assessori presenti, il consigliere Giacomin e fare un grande ringraziamento alle volontarie e ai volontari, alle Proloco plurale, che lavoreranno in queste 2 giornate, l'augurio che facciamo nella migliore riuscita dell'iniziativa e alle persone, ai nostri concittadini, ai veneti e alle venete, di visitare Barbarano Mossano in particolar modo in questa speciale occasione dei 700 anni della fiera di Santa Caterina. Grazie a tutti e buona giornata.